Buongiorno a tutti, oggi è sabato e malgrado diciamo, le previsioni meteo che sono state bruttissime per quanto riguarda la nostra zona del Veneto ci siamo salvati, anche se ricordiamo che nel Veneto ci sono stati praticamente 2 morti, c'è quel vigile del fuoco scomparso e ufficialmente disperso, ma è possibile trovarlo in vita, che mentre cercava in provincia di Belluno di mettere delle protezioni per l'abitazione dei genitori è finito in un fiume e non l'hanno più trovato, quindi ecco, a parte questa morte a parte che nel resto d'Italia c'è stato il disastro con danni molto importanti soprattutto in Toscana, e sui giornali di oggi del Veneto, Gazzettino Nuova Venezia, c'è appunto dappertutto i titoli che dicono che appunto il Veneto si è salvato grazie ai nuovi bacini, e quindi alle opere idrauliche che sono state fatte, ma anche per quanto riguarda alla realizzazione del Mose. Vorrei ricordarvi che in particolare a Chioggia da ormai non so quanti anni, 7-8 anni, il centro storico è salvaguardato dalle alte maree con il baby Mose, e per quanto riguarda il Mose saremmo stati allagati praticamente una settimana di seguito con l'acqua che, quando se fosse andata bene, sarebbe stata a 1,40 m, 1,50 m. Allora, sì, l'età ti porta magari a ripetere le stesse cose, ma io credo che sia importante ricordare che a suo tempo, potete vedere qualche foto che metto nei montaggi, c'è stata una buona parte di soggetti che erano assolutamente contrari alla realizzazione del Mose. Allora, un conto sono le persone che nel mare delle informazioni ovviamente non sapevano bene da che parte muoversi, chi aveva ragione, chi aveva torto. C'era chi portava avanti diceva che, e tuttora qualcuno continua a dire, che la soluzione Porto di Rotterdam sarebbe stata migliore, meno costosa e più efficiente. I fatti hanno dimostrato che non è così, l'abbiamo detto tante volte, ma altri che dicevano di quelle stupidaggini che proprio tipo basta avere i stivaloni più alti, basta scavare i rii della laguna, Venezia ha sempre avuto le acque alte, eccetera. Ecco, allora parte di questi soggetti erano soggetti che non è che dicevano queste cose per ignoranza che avevano, ma dicevano queste cose semplicemente per contrastare un'altra parte politica. In particolare vorrei ricordare sempre il buon Roberto Rossi, che il passaggio appunto no Mose è stato uno di quelli che gli ha permesso di, tra virgolette, passatemi il termine, allenarsi per poi l'impianto di GPL. L'impianto di GPL, lo ripeto, non avrebbe dato fastidio a nessuno, avrebbero lavorato almeno 30-40 persone senza contare l'indotto, e adesso abbiamo lì quella cattedrale nel deserto che vedremo come va a finire. Che c'è, tra l'altro mi è arrivata una notizia da confermare, che ne parleremo in un altro momento. Ecco. Allora, quello che vorrei dirvi è questo: purtroppo tutti noi siamo sensibili al titolo, alla notizia, a quello che dice l'amico. C'è ancora gente che quello che vorrei dirvi è: non fatevi strumentalizzare da interventi di persone, chi magari in buona fede, ma chi in realtà è intortato, questa è la parola giusta. C'è un amico di Pelestrina che continua a mandare, un Novax, continua a mandarmi messaggi che le case farmaceutiche hanno ammesso che i vaccini fanno male, per dire. E quindi cerchiamo tutti di avere la capacità di documentarci, non sulle fesserie, stupidaggini che dicono sui social soggetti che non si conoscono, eccetera, ma almeno cerchiamo di prendere dalle informazioni ufficiali, che sono i quotidiani, dove ci sono giornalisti che firmano gli articoli e sono anche responsabili di quello che scrivono. Ecco. Per quanto riguarda il Mose, se non ci fosse stato, bisogna ricordarlo sempre, se non ci fosse stato Berlusconi che ha deciso di farlo, e anche l'amministrazione Guarnieri, l'amministrazione di centrosinistra Guarnieri, che ha accettato di fare i lavori del baby Mose con la consapevolezza che avrebbe creato tutta una serie di disagi e avrebbe potuto perdere le elezioni, come poi è stato, ma a fronte del benessere cittadino hanno preferito, invece di pensare al consenso, pensare
al bene comune. Ecco, questo qua è una cosa da ricordare, e vorrei ricordare ancora una volta che certi soggetti, e faccio il nome e cognome, tipo Roberto Rossi, che ha intortato l'opinione pubblica creando il terrore con l'impianto di GPL, è in consiglio comunale semplicemente perché lui ha sfruttato questa situazione per motivi politici. Ecco, io credo che sia opportuno continuare a ricordare questa cosa perché purtroppo tanti dimenticano e io voglio ricordarla.